Con Otello Di Remigio, responsabile del nord-est delle scuole calcio Milan, quali le novità, diciamo, della stagione che verrà? Beh, ci sono novità importanti anche perché è stata cambiata, diciamo, la presidenza e tutta la dirigenza della società. Adesso noi come Scuola Calcio Milan ci avviamo a un nuovo anno, una nuova avventura. Nel nord-est entrerà l'Union Fincantieri Monfalcone, una società molto importante della grande storia. Ci lascerà l'USD Pitergina e molto probabilmente anche la Solandra Val di Sole, e molto probabilmente verranno anche, diciamo, rimpiazzate da altre società che adesso non posso dirvi il nome, ma ci saranno sicuramente altre società. In tutto saremo una decina di società delle scuole calcio Milan del Triveneto. Come ogni anno, quest'anno ci siamo ritrovate tutte quante in Piancansiglio, Tambra al Pago, dove abbiamo fatto un torneo di 16 squadre, dove ci siamo trovati insieme, abbiamo condiviso i valori dello sport, abbiamo condiviso anche tutte queste manifestazioni che facciamo per il bene sia dei ragazzi a livello tecnico, ma per il bene soprattutto a livello umano. Noi puntiamo molto alla crescita dei ragazzi a 360 gradi, sempre con l'aiuto delle società, dei dirigenti, allenatori e soprattutto dei genitori.